che lui è scusta d'ogni zinu, de allegria si sentì bundare, ca in sa gruta è nato su bambino, dai s'imperru pro non liberare. È nato su bambino, venire, venire dopo
da nascere, lagrima riso tue, ammenta tue, es nadare a beru in sudoro, nadare stintro a tie. Stellas, venire su verano, sostrore sun crescende, de gioia soli angende, galvese su crore meu, bello crore giardino, che ne fozzane spina, ti brilla naso soglios che dai cuti al delentore, ti brilla naso soglios che dai cuti al delentore. Hanno schiso un comande, i verrose venano, su del cuseschi manne bella me avrò di mirare, canta su sovencheo, io cante chi sa noi, e sti 70 ore avrò che venire salire, canta gusta cantone, chi non che vina mai, crascanda sa tornare d'orra in su flore meu, bello flore giardino che ne fozzane spina, ti brilla naso soglios che dai cuti al delentore, ti brilla naso soglios che dai cuti In questo momento alla manifestazione Pasca di Natale a Calangianus in provincia di Olbia Tempio, in compagnia della presidente dell'associazione Contiamoci, associazione culturale molto importante che organizza tantissime attività tutto l'anno. Siamo in compagnia con la signora Alessandra. Mentre alla sua sinistra? Antonella. Bene, Alessandra, a lei il microfono, ci renda partecipi di questa giornata, una delle 3 che avete organizzato praticamente per il Santo Natale. Sì, questa è la nona edizione di Pasca di Natali in Carrera. Ogni anno noi scegliamo un rione del paese per rivitalizzare un po' il centro storico. Quest'anno siamo in pieno centro, la manifestazione è dislocata su 2 cortili con le attinenti case, le dimore tipiche, dove abbiamo allestito gli antichi mestieri, l'antica scuola. Nei cortili invece ci sono gli animali, abbiamo allestito la natività in una bellissima cantina, quest'anno interamente in granito. E poi abbiamo 3 punti ristoro. Voglio anche ringraziare tutte le persone ovviamente che partecipano, ci aiutano sia negli allestimenti e poi come figuranti. Ringrazio anche le associazioni che curano proprio i punti ristoro. Quest'anno abbiamo la classe del 77, la Graiglia che organizza la Sagra del Bovino, anche l'associazione Chissi della Paranza che anche loro d'estate organizzano la festa della Paranza, e nell'altro cortile abbiamo invece i ragazzi del Comitato di Santa Giusta.
e quindi è un doveroso ringraziamento anche a loro che in questo momento si adoperano per noi e per la manifestazione. Diciamo, la gente ha accettato, abbiamo un pienone. Sì, siamo contenti, siamo soddisfatti. Ci aspettiamo molta più gente il 5 gennaio in occasione della festa dell'Epifania, è un sabato, quindi vi invitiamo tutti. Iniziamo dal mattino alle 11, quindi si può venire qua a pranzare, e poi verso le 16:30 arriveranno i re magi a cavallo. E verso le 19:30-20 arriverà la befana dei Vigili del Fuoco che si calerà da un palazzo alto qua vicino. Se mi permetti volevo anche ringraziare i proprietari dei due cortili, la famiglia Molinas e la famiglia Mariotti, che ci hanno messo a disposizione i locali e la location per realizzare questa nuova manifestazione qui. Bene, adesso ci spostiamo all'altro cortile per vedere praticamente cosa sta. Como sus bolas que cane, griden de volte che rinspane. Nanne dume, usu mundo ergai. Así cutera de non torra mai. Cortile adiacente dove abbiamo l'altro punto ristoro, come dicevamo prima, e dove abbiamo allestito una dimora tipica. Qua ci sono le signore che sapientemente impastano il pane, fatti fritti e quant'altro, gnocchi. Insomma, abbiamo ricreato un po' l'atmosfera natalizia, ma riprendendo tutti gli antichi mestieri un po' anche dimenticati, galluresi e sardi, diciamo. Due parole sulla nostra associazione. Ho detto che questo è il 9° anno di Pasqua di Natale in Carrera, però lavoriamo tutto l'anno, l'associazione è sempre attiva. L'impegno principale è quello di gestire il Museo del Sughero, che è allestito all'interno dell'ex convento dei frati Cappuccini qui a Calangianus e che conta adesso diversi visitatori durante tutto l'anno. Poi abbiamo costituito anche il gruppo folk della maschera gaduresa, riprendendo dai vecchi libri e dai racconti agli anziani quelle che erano le antiche maschere galluresi. Nel periodo estivo, invece, per non farci mancare niente, a giugno organizziamo la giornata del tappo di sughero, proprio per porre l'accento su quello che è il prodotto tipico del nostro paese, per rivalutare un prodotto che adesso è un po' sacrificato a discapito di altri metodi di tappatura che non sono come il tappo di sughero.
Ci troviamo qui in una delle stanze varie delle location che abbiamo creato, la camera da letto. E da qui vogliamo cogliere l'occasione per ringraziare il Comune di Calangianus che ci dà sempre il suo contributo per quelle che sono le nostre associazioni, in particolare Antonio Piga, l'assessore di competenza. Ed infine vogliamo nuovamente rivolgere un saluto a tutti, un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno aiutato e vi invitiamo il 5 di gennaio 2019 per l'ultima giornata della nostra manifestazione, la giornata conclusiva con un sacco di attrazioni, di eventi, con appunto la Befana, con l'arrivo dei Re Magi, con tanti regali per i più piccoli e anche le nostre tipiche pietanze da gustare, il coro di Telti che ci allieterà con i suoi canti, insomma tante cose che ci allieteranno tutta la serata, dalle 11 del mattino fino a tarda serata, qui a Calangianus. Cogliamo anche l'occasione per ringraziare i nostri ospiti di oggi, 29 dicembre, il coro di Luras su Bubugnolo e il gruppo folk Lurizzato di Calangianus. Eccoci finalmente qua in compagnia con la collega Nadia Ascano che fa parte dell'associazione Contiamoci. Onori diciamo da parte del primo cittadino che adesso ci parlerà dell'importanza di quella che è la valorizzazione delle tradizioni popolari all'interno della vostra comunità. Nadia, abbiamo visto con le tue colleghe poc'anzi e abbiamo approfondito quelli che sono i contenuti legati diciamo alle due cortes, se vuoi aggiungere qualche cosa. Iniziativa coinvolgiamo e abbiamo la collaborazione di tutte le associazioni del paese, le associazioni benefiche, di altre associazioni che collaborano e lavorano tutto l'anno nel nostro paese, attirano tanto il turismo e appunto così possiamo collaborare anche con il museo del Sughero e niente, un ringraziamento a tutte le associazioni e la parola adesso al primo cittadino, al nostro sindaco. Prego. No, niente, grazie. Anche io insomma, volevo cogliere l'occasione per ringraziare tutte le associazioni, ad iniziare dall'associazione Contiamoci che coordina le associazioni nell'organizzazione di questo evento, che è un evento diciamo straordinario. Calangianus è un paese da questo punto di vista molto vivo, ha un volontariato molto importante che collabora, abbiamo le associazioni che collaborano tutto l'anno nell'organizzazione di eventi molto importanti, penso alla Paranza, penso alla festa del bovino, alla sagra del bovino ed altre importanti manifestazioni che si fanno durante l'anno. Queste iniziative davvero sono importanti perché servono, come diceva bene Nadia e anche prima lei nella premessa, per valorizzare il nostro territorio, far conoscere il nostro territorio, perché il nostro territorio non è solo mare ma è anche interno, è anche tradizioni, cultura e ambiente. È un'iniziativa come questa penso che vada in questa direzione. Da guida e collega brava quale sei, praticamente visitare Calangianus tutto l'anno, per esempio per quale motivo? Per il Museo del Sughero, la Tomba dei Giganti, abbiamo delle bellissime chiese, insomma il nostro paese, il nostro centro storico è molto accogliente e abbiamo il Museo diocesano che è un bellissimo museo.